Nhar il-ħamis sur il-Kunsill Ewropew Straordinarju fi Brussell, l-Ewropa għandha ċans li apparti tiddikjara l-pożizzjoni tagħha tagħti l-appoġġ politiku tagħha kontra traffikanti tan-nies. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent li għamel waqt il-programm Porta a Porta fuq Rajuno l-erba' filgħaxija. Penso io che adesso quello che veramente è la novità di giovedì prossimo è che l'Europa da un stand, vediamo, lo usciamo, facciamo una dichiarazione, ha un'opportunità di dare il suo ok politico a una questione di azioni mirate contro gli scafisti, contro queste organizzazioni criminali, contro queste persone che hanno milioni di euro di introiti ogni settimana. Fil-quċċata tal-Aġenda l-Kunsill Ewropew se jiddiskuti pjan imsejjes fuq 10 punti. Punti li fost oħrajn jeħtieġu li tinbena sistema biex inqerdu d-dajjes sa' traffikanti. Hawnhekk huwa qal l-Unjoni Ewropea qed tiskludi li tinvadi b'xi mod il-Libja. Il-Prim Ministru awgura li dan il-pjan ikun wieħed konkret u li jħalli il-frott mixtieq. Ma guardi, io ci credo quando lo vedo. Vorrei andare giovedì a Bruxelles e vedere i miei colleghi che mi guardano negli occhi e mi dicono esattamente quello che credono. Adesso che finalmente c'è questa realizzazione internazionale, voi dite 900 morti, ma 3 giorni prima c'erano anche 400 morti di più. Tutti li hanno dimenticati. F'intervista oħra din id-darba fuq Sky News, il-Prim Ministru qal li l-fatt li nhar il-ħamis se jitlaqa l-Kunsill Ewropew b'emerġenza juri kemm fl-aħħar l-Unjoni Ewropea tammetti l-immigrazzjoni illegali mhijiex problema tal-pajjiżi fil-Mediterran biss, iżda hija tal-kontinent kollu.